Ok, siamo qua. Siamo qua. Questa allora, volta faremo... ti faccio vedere una cosa. che mi fai vedere? Vediamo. Secondo te un americano come ride? Chiedilo, più lingue, più Un americano come più riderebbe? nazionalità. Non lo so, come riderebbe un americano? Ah, Dai, ah, 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 molto così. Un francese come riderebbe? Sofisticato il francese. Un africano come riderebbe? ah, Africa, Africa. Così. Poi, Che potrei chiederti? Un portoghese come riderebbe? Un portoghese. per ah, esempio. oh Porto, oh Porto, oh Porto. c'entra? La risa... Perché ti sto facendo questo? E che ne so, non lo Perché so. voglio fare il riso nel mondo. Ah. Il riso, la risa. La cosa è che lui poi si diverte con poco, si diverte da Scusate, solo, si scusate. diverte da solo. Ciao capito? camera di Desiree. Ciao ragazzi, scusatemi. Ciao, c'è camera mia. Tutto il giro di tutte le telecamere. Ciao poi, camera centrale. Poi chi? Sposta. Dai, mi sposto. Amica! E che a papà? Bacialo piccolina, capito? Va bene? E allora, Poi- per cui faremo diverse rivisitazioni del riso. Ne faremo un risotto, un riso alla creola. Sì. Creola è sai, la cultura cajun, che è un misto di America, Francia, ispanico, proprio sai, quelle immigrazioni, gli immigrati che poi hanno fatto sì che una cultura, Tante un cibo contaminazioni, particolare, brava. Per Allora. fare questa ricetta ci vuole del riso integrale. Integrale. Che è 4x4 e consuma assai. Integrale 4x4. Mi vengo così di botto, mi vengo. E allora per preparare questa ricetta mi serve uno spicchio d'aglio Sì, e mi dai uno spelucchino così lo taglio subito. Dai, a te, Sì. vieni. così. Spelucchiamo questo. Anzi, uno spicchio ce ne andrebbe molto di più in quella cultura, ma io ne metto uno, dai. Metti uno, dai. Uno. Allora, Tua! cos'è questo? Abbiamo il grido dell'aglio. Aglio! Se tu scacci Non ce l'aglio, la lui che faccio fa? più, ragazzi, Aglio! veramente, non se ne può più. Coliamo così, così, accendiamo e iniziamo la preparazione del condimento di questo meraviglioso riso. Dai, com'è? Cominciamo. Del Quindi, peperone. solo aglio, un pezzetto Solo di aglio. peperone. Facciamo soffriggere, teniamo basso l'olio, grazie, mi dai l'olio, L'olio. l'olio, me lo dai l'olio. Et nous mettons de l'huile dans la pagnette, and after we cut the pepper, and And brunoise di... oui, è sempre brunoise. di- E poi noi cotton e saumon. Come vedi ti sto dicendo la ricetta in tutte le lingue proprio per la sua Bravo, per sì, la ho sua visto. natura. Allora, quindi Che ha- aglio, peperone. aglio, peperone, regard, abbiamo Ecco. messo qua, poi peperone, poi ci mettiamo un po' di sedano, così. Sempre in cottura qui, lievemente, della cipolla, Ok. abbondantum di cipolla. Sì. Tra l'altro, signori, questa è la ricetta e tutto viene tagliato grossolanamente. Grossolano. Perché questo dovete capire che loro lo facevano nei campi, lo quindi, facevano diciamo, dove è una lavoravano, ricetta per cui rustica, possiamo non è che dire, avevano no? tutte, quasi quasi usavano le mani per spiaccicare il cibo, diciamo noi, no? Io lo sto facendo allo stesso modo, così. Ecco qua. C'era una vecchia canzone, sai, proprio che faceva Creola sulla bruna aureola, era così, e parlava proprio dei creoli. Capito? Abbiamo messo questo e lo facciamo andare avanti. Il riso Ok. è prebollito. Prebollito semplicemente. Prebollito, per cui andiamo a condire questo, così. Continuiamo a fare questo lavoro easy, ok, e aggiungiamo delle patate già bollite. Già bollito, ok. Sì, ok. Le peliamo con il coltelliamo, le peliamo,
Perché bollite le patate? Perché sai, poi diventano un raccoglitore di sapori, capito? Ok. Ma ci sei, sì. Sì, ti sto ascoltando. Secondo me... Che vuol dire un raccoglitore di sapori? Che vuol dire? Che a sé prende i sapori, capito? Io tu il fatto che hai Che litigato assorbe, con... diciamo. Sì, col fatto che hai litigato ieri con mia madre. Ma quando mai? Ma quella è tua mamma? Ho litigato con Ma mia quando madre, mai? Ma perché chi la non- conosce tua Sì, mamma? non si sopporta. Ma chi la conosce tua Però mamma? ora della pensione lei conosce mia madre, dai. 8.500 euro al Esatto, mese. voglio dire. E abbiamo messo, vedi? E Allora. mandiamo tutto in cottura. A questo punto Quindi così. fai una specie Sì. di cose, tipo ratatouille, come si chiama questa? Nì, No? nì. Vedi che è Nì. tutto molto grossolano così. Poi andiamo a prendere dei gamberoni, dice, ma in quel periodo avevano i gamberoni, ma prendevano il pescato, quello che c'era. Quindi abbiamo noi preso dei mettiamo i gamberoni. Così. Facciamo, prendimi un piattino, prendi un Ecco. piattino, prendi, brava, Eccolo brava, qua. lo lasciamo così, facciamo a pezzi così, E facciamo questi pezzetti di gamberoni. questi bei pezzoni di gamberoni. Gamberone che abbiamo pulito, tolto l'interiore, tutto quello che c'è da fare, giusto? Tutto, Tutto. tutti ben puliti. Ecco qua. A questo punto, Sì. a questo in this point that, andiamo a mettere il Il riso. riso. Ecco qua, guarda. Ecco fatto. Ci basta? Dice sì, ce lo Ma faccio. sì, dai, va bene, Dai, tanto così. mangio solo io. Esatto. Il riso si sta prendendo bello di sapori di queste verdure Ok. in cottura. Mi dai per favore un cucchiaino? Un cucchiaino, allora, Perché sì, è normale quindi che dobbiamo aggiungere un poco di un paprika. poco di paprika. Poco abbondante perché lo sai, i creoli mangiano creoliati. Belli. Che c'entra creoliati? Creoliati. Speziati. Creoliati. Speziati. Guarda che questo brucia, ragazzi. Quindi è Chi lo piccantissimo. assaggia brucia, la Mamma ricetta originale mia. è questa Quindi- e brucia. Allora, quindi abbiamo fatto diciamo questa specie di mix di verdure, c'è bravo, la sì, cipolla, così. c'è la patata, il peperone, Bravo. abbiamo aggiunto il riso integrale che Dobbiamo era già aggiungere solo, sai che cosa? precotto. Un poco d'acqua. Ok. Ci serve aggiungere un tantino d'acqua perché dobbiamo fare sciogliere la paprika Bene. un pochino. Ci E aggiungiamo poi un poco paprika d'acqua. devo dire abbondante, con Sì, due, sì, due sì, cucchiaini sì, almeno. uno ce l'ho un messo. cucchiaino, Uno. un cucchiaino. Loro ne mettono di più, mettono anche il peperoncino loro, Si sente, vedi come si sente, sale tutto questo profumo di spezie. della paprika. Eh. Molto saporosamente di paprika. Sì, poi gamberoni. I gamberoni li mettiamo così. Questi così, li lasciamo andare e tu lo sai che alla fine il piatto è pronto perché abbiamo prebollito la brava santripa, poi abbiamo Ma trascattasitola come e non stai ci parlando? non creolo, non ci creoli, dai, non ci creola. Ah, veramente, guarda. Ecco Cioè, io che mi presto a queste Non ti prestare, dai. battute, no, non mi presto. Prestarsi è Basta. bene, non prestarsi è meglio. Allora, quindi niente, abbiamo amalgamato semplicemente gli ingredienti. Diciamo che questa è no? una cucina realmente naturale ed è anche una cucina salutare. Ciao. Ciao, salutiamo. Anica, scusa. Siamo Anica, andati. come stai? Non sei abbandonata. Anica mangia ti voglio salutare, bene. come mangia? Sì, salutare. Salutare. Mangia sempre in camera. Aggiungiamo adesso altri 2 coccetti di gambero. Altri così. 2 gamberi, gamberoni. Sì, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ci andrebbe un altro condimento che io non ho messo, ma non ho messo veramente non perché non ce l'abbiamo, ma di proposito che è il lardo. Ah, ci va pure il lardo? Sì, è un'ingrassata di cibo che io meglio di no, va bene? Ok. Ok, guarda, facciamo sì che un pochino si è preso di cottura il Gamber One. Ok. Cos'è il Gamber One? Il gamberone. Brava. Una bella sprolozzata di olio. E Cos'è alla il via Gamber così. One?
e alla via così. Mi viene fame, che posso fare? E ora andiamo a impiattarlo questo, lo sai che che lo giustamente impiattiamo? guardare. E il gamberone, ho visto che rimane sempre un po' tipo morbido. Certo, il rimane gamberone. umido, è cotto perché lo facciamo cucinare, però non lo facciamo diventare tipo gommoso. Ti è capitato di mangiare i gamberoni gommosi, però è brutto. Ecco pronto. Te lo posso prestare questo? Dai, dammi. Prendiamo questo, il cucchiaio grande, eccoci, e andiamo a impiattare, guarda. 1, 2, Il profumo devo dire che è veramente, veramente invitante. 3. Come sai, quando metto spezie, di solito non metto il sale negli ingredienti. Questi sono di quei piatti che tu ti bollisci il riso, te lo conservi, dici guarda è rimasto un po' di... e te lo fai. Come lo faccio? Lo anche faccio così alla creolo. Questo però deve essere riso integrale. Vediamo cosa creolo. Dai, vieni. Vabbè, dai, no! Vedi che mi mangi il riso se te ne vai, te lo dico. Me lo mangio. Massimo, ma l'hai sentita? Me lo mangio. Vediamo vabbè. che cosa creolo ha Me detto. lo mangio. Ma tu non dici niente, Non mi Massimo? interessa. No. Perché no? Se n'è Sta andato. mangiando, occhio che sta mangiando. Ah! Dai Tordino, lasciala perdere. Registro, qua è diventata anarchia qua. Scusa. Scusa. Bene, va bene, quindi il risotto. No, non è finita qui. È Ti pare che è pronto? finita qua? No, non è finita qui. È finita, no. Cosa manca? Andiamo a mettere questo in padella. Mettiamo tutto sparato e ti faccio vedere. Me la dai la pinza, me la dai la pinza. La pinza, me la dai la pinza. A te. Guarda cosa Ah, facciamo fai adesso. l'ultimo tocco di gamberoni. Ecco qua, abbiamo messo i gamberoni. Guarda, questo lo appiattisciamo così. Così. Questo lo togliamo, maestra. Dammi a me, questo ti serve? Mettilo qua per ora, maestra. Certo che mi serve. Ok. Ma ti rendi conto che sono solo Pazzesco. scottati? Pazzesco. Solo così, il sale, un pochettino di sale. Ecco. Qui vai sulla media crudità. Diciamo che è una cottura appena cotturata. Appena scottati, giusto? Guarda. Guarda che sono belli. Guarda. Abbiamo fatto un cuoricino quasi, guarda. Carino. No? Ah sì, ecco qua, il cuoricino Più o è dentro. meno, dai. Questo qua, così. Quella in più, No, no? non è per niente in più. Ah, vabbè. Ti premetto che non è una cottura piena, Ricordati. Sì, ho visto, guardate Questo è qui, importante. potete vedere qui come si vede Questo che è importante. il gamberone è proprio È il primo morbido piatto. all'interno. Però dobbiamo fare sempre una cosina, piccola qua. Un po' Diamo di un po' di olio. lucentezza a questo gamberone. E voilà. Perfetto, Abbiamo fatto meraviglioso. questo riso alla maniera creola e lo mettiamo. Riso creolo. Lo mettiamo. L'abbiamo creato così come ci veniva. Abbiamo creato. Allora, facciamo la seconda ricetta. Ok. La seconda ricetta facciamo un riso indiano fritto. Fritto, ottimo. Capito? Com'è il riso Ma indiano? com'è il riso È come indiano fritto soprattutto. Eh? È come fritto. Così. Un indiano incontra un altro. Dice, sai, purtroppo ho commesso un reato e ho la polizia. E io sono indiano. E quello dice, la polizia, allora sei fritto. Indiano. Che c'era la polizia alle calcagna. Però ride. A te ti dovrebbero arrestare per questa battuta. Bellissimo. La polizia Perché quello, proprio. questo lo spostiamo, questo lo mettiamo qua. Passiamo a preparare il riso indiano. Il riso indiano fritto. Il riso indiano, la prima connotazione del riso indiano è profumo, le spezie, per cui abbiamo il curry, abbiamo lo zenzero, abbiamo la curcuma, possiamo mettere della paprika. Il procedimento è un attimino diverso. Senti, andiamo in pubblicità. Stiamo venendo. Arriviamo. Consigli per i consigli, noi non mandiamo pubblicità. Abbiamo fatto il riso Noi creolo. mandiamo consigli per i consigli. Com'è il riso? Creolo. Creolo!
aureola, la tua bruna aureola. Un po' too much, dai. Bellissimo, ma ti rendi conto quando Massimo dice azione come partiamo sparati? Da l'energia. Quasi come Alfio Lentinese. No, non di dai. Alfio Lentinese, non che il regista, lui Ma parte. perché dai queste così? Parte così. Non dare. 3, 2, 1, azione. Ma hai portato per alto, Ma dai. che poi è portato, Non ha- è portato da qualcuno che raccomanda. Ma che dici? Dai, il nostro regista è bravissimo, lo salutiamo. Ciao regista. Ciao regista. Se hai il coraggio parla, parla. Abbi se hai il pazienza, coraggio. regista, abbi Non hai il pazienza. È coraggio, non così, parla, è vedi? così lui, capito? Ma perché ti vuole bene, per questo. Sì. Allora, qui io, vedi come vedi, ne metto di più. Ti premetto che in certe cucine orientali, sì. per esempio prendi la coreana, loro ragionano a testa d'aglio a persona. Uno intero questo, Sì, così, esatto, mamma esatto. mia. Ok. Ecco. Qui l'aglio glielo mettiamo. Credimi che nella ricetta ce ne va molto di più. Tanto. Io ne metto di meno. Vabbè, ci ridimensioniamo un attimo. Allora, quindi, aglio. Aglio, e l'abbiamo messo. Sì. In India usano olio di semi Sì. o burro. E Cosa quindi che preferisci? mettiamo? Diciamo l'olio d'oliva o il burro? L'olio d'oliva. Brava, così almeno. Non lo facciamo più nostrano. Loro come olio hanno olio di semi, olio Tutte d'oliva cose? lo sconoscono, sì. Per tutto loro mettono olio di semi. E stiamo facendo andare questo soffritto. Va Ok. bene? Il riso è basmati, Ok. cucinato sempre che rimanga un po'. Come ride Basmati? Eh? Come ride Basmati? Sbatti! Io me l'immagino Come? Basmati, più sofisticato. Vediamo come ride basmati. Una cosa così minimal. Minimal. O no? Sì, Lalla. Ecco qua. Sta andando avanti. Facciamo andare avanti questo. Nel frattempo ci tagliamo dei pezzetti di pollo. Perché in India il pollo proprio è una cosa impressionante. Infatti, in tantissime ricette, Ma vero? ovunque, il pollo ovunque. Domina. Domina. Lì per esempio non si mangia carne di vitello, di mucca, la mucca è sacra lì. Lo sapevi? Sì, certo. È vero, la mucca è certo, sacra, proprio sacra. Come infatti tu vedi le mucche che passeggiano lì, guardano si gli indiani sentono. e ci fanno da mangiassero per dei cani. Non so. E invece no. No, perché lì invece è no. sacra. Mettiamo bella abbondante. Questo chiaramente risulta un piatto assolutamente unico. Quindi pezzetti di pollo. Ti faccio così. vedere perché risulta unico, perché non è finita qua con le proteine, capito? Senti il profumo dell'aglio? Eh sì, Lo senti? lo sento, lo Eccolo sento. qui. Quando vediamo che il pollo si è rosolificato, Ok. è giusto? Andiamo a unire il riso in Ok. frittura così. Però il riso è sempre prebollito, Sì. non parliamo di un riso crudo. Sì. Se fosse crudo andremmo alla tradizione italiana che sono i risotti, Certo. ma non è un risotto. Certo. Ecco, qui ci siamo quasi. Giriamo questo così e a posto così, guarda. Allora, il basmati che abbiamo detto chiaramente è già bollito. Sì. E lo stiamo mettendo dentro a friggere, così. E voilà. Lo facciamo saltare, lo facciamo un salto. Vai. dai. Vuoi che faccio io? È pesante. C'è il ditino. Ecco qua. Poi, dopodiché, dopodiché cominciamo a unire le verdure. Stai facendo cosa? No, tu dici che stai facendo? Stiamo unendo le verdure. Non ho detto niente No, io. tu l'hai va pensato, bene, io non no. ho capito. Le verdure che sono rigorosamente Pulite, sono pulite, non sporche. è vero che mi incontrano per strada e mi dicono ma è vero che non lavate le cose? Va bene. Ti giuro, la signora voleva sapere perché. Come un signore che mi ha incontrato per strada e mi ha detto testuali parole, mio amato pubblico, glielo devo dire, mi guarda, ma come i pigli per fisse i cristiani che ci dice che la cucina è tu? In che senso? Veramente? No, dai, devo dire che questo è vero. Non me lo spiega ancora come è così bravo, ma è vero, è lui che cucina. Qua
Cittadino, ma le verdure poi rimarranno quasi crude, esatto. Croccanti, Esatto, croccanti. È proprio una cosa questo è che il tu fai principio. spesso. Sì, la verdura deve essere croccante. Lasciare ma poi in un questi po' quella piatti è così. croccantezza. In questi piatti è così. Poi andiamo a mettere un po' del nostro peperone rigorosamente Pulito. sporco. Sporco. E poi stiamo. Indiano? Ti piace la lingua indiana? Sì, vediamo, parla. Dai, racconta allora, questo ci sono piatto in gli indiano. indiani. Dai. Tieni, Sì, così parla. Dai, veramente, ma io parlo tutte le lingue, tu mi chiedi tutto quello che vuoi, qualunque lingua del mondo. Dai, Chiedi. mi interessa il cinese più che Cinese. altro, dai. Che cosa vuoi detto che sto cucinando? Parla in cinese, dai. Ok. Ma sono mo Bravissimo. È È una carota, stai calmo. il Mi cinese. hai fatto prendere da... È il cinese che c'è in me. È capito? nervoso il Poi, cinese. quale altra lingua vuoi sentire? Parlami arabo, dai. هلا خلا ولا وقبة السلسلة ما هي Al-Akbar. Cos'è? Poi, cinese. Poi che altro vuoi Allora, sapere? dai, stai aggiungendo Le verdure, le vedi? verdure, giusto? Hai messo Le verdure peperone, così, vedi? carota e anche questa rimarrà croccante perché Tutto la rimane carota, croccante, no? rimane croccante tutto, però ti faccio vedere una cosetta, cosa andremo a fare. Adesso mettiamo, guarda, un cucchiaino me lo presti? Sì, a te. Adesso le spezie. Ok. Curcuma, mettiamo zenzero, Ok. mettiamo. Senti che bello. Mettiamo e vi giuro, l'ho Cosa cercato, metti? non l'ho trovato. C'è un po' di salsa di soia, ma non ce Salsa di l'abbiamo. soia non l'hai trovata? Non l'ho trovata, però mi caspita. serve un pochino di acqua, sempre perché dobbiamo. Amalgamiamo tutto con un po', allunghiamo un po' Certo, tutto con un po' di acqua. perché le spezie devono prendere il loro posto. E come infatti lo stanno prendendo, guarda. Vedi? Eh sì. Senti che profumo, avvicinati, diglielo. Lo sai, ma lo sento da qui, guarda. Diglielo ai telespettatori. Ve lo dico, veramente. No, avvicinati, ti prego, avvicinati. C'è un profumo. Cioè, ma è cretino, veramente. Ma la smetti? Ma sei scemo proprio. Scanto la piccerina. Camera mia, scusami, camera mia, sono degli scherzi che io faccio ma non che vorrei profumo. fare. Camera mia, sono degli scherzi che non vorrei fare ma mi Però li vengono fai così perché sei spontanei. scemo. Allora, vabbè, Non è una finita saltatina. qua. E che manca? Guarda cosa succede adesso, guarda. Guarda cosa succede adesso, non ci crederai. 2 uova e la forchetta, me la dai per favore? A te, rompo io? 2. Cioè lei lo sa che rompe e me lo dice pure. Mi ha detto rompo io, certo che rompe. La forchetta. E questo metti, no, ma senti, ma questa non è una ricetta invece simile a una cosa cinese Guarda, con certo, l'uovo? ne hanno molte in comune. È vero o no? Ne hanno molte in comune. A posto? Un pochino, Quello è napoletano, questo era. un po' variallesa. Ah. Guarda, guarda che ha fatto Tino, guarda. A Guarda dove me? lo metto. La Marisa. A te. Guarda, guardate, Registro, prendila questa, che questa è importante. Se avessi avuto la fiamma mi sarei spostato verso la fiamma, ma non mi posso spostare se non mi si stacca. Aumento un poco il volume, Sì, guarda, sì. e comincio a fare questo lavoro, a creare una specie di strapazzata. Ma wow. Quindi così metti praticamente, hai messo tutto il riso da una parte. Tutto il riso da una lasciando parte. mezza padella Per l'uovo. per l'uovo. Non hai aggiunto dell'olio, nulla. No, nulla, guarda. Così.
Tieni. Hai fatto una specie di Ed è a stracciatella. questo punto che facciamo questo lavoro. Dopo che chiamiamo la strapazzata all'italiano, le uova poi a piacimento, loro qui per questa porzione qua ne avrebbero messe anche 6-7. Addirittura, così tante? Sì, Noi sì. solo 2. È meglio, dai. Ecco fatto. Qui ci andrebbe o del burro o dell'olio di semi, noi abbiamo fatto la scelta dell'olio d'oliva. Dammelo un po', anche un po' di italianità. Ma dai, Non fa mettiamo, male, sì. su. A posto. E il riso, ti giuro, è pronto. Vuoi un piatto? Sì, quello lungo, quello lungo. Questo. Brava! Nizza capisce le cose al volo, io non Sai, ci sei riesco troppo a spiritoso questa non puntata, riesco a crederci, sai? Bene, quindi riso indiano basmati, come si Sì, chiama il riso lui? basmati. Il nome della Ed è ricetta. riso fritto indiano. Ah, riso fritto, ok, riso fritto Indiano, abbiamo con detto. pollo, verdure, spezie e uovo. Bene, ce ne manca una? Una ce ne manca. Dove andiamo adesso col Allora, riso? ora ti dico, ma ti dico e confesso. Vai, Siamo a Catania siamo a Catania. e io mi sto permettendo di fare le crespelle di riso. No, Ti giuro, dai. non le ho mai fatte. Ci sto provando. Ho avuto i consigli da un amico mio che, credimi, E quindi è un una dolce, stella. un dolce. È una stella questo amico mio e mi ha dato un pochino. Io mi auguro di onorarla, però se non dovessi riuscirci, probabilmente non taglierò la ricetta. Va bene, la Va lasciamo bene? così, dai, mio Tu che nonno dici? era un re delle crispelle di riso. E allora, la bacchettina me la sono fatta. Ok. Usiamo questo. Senti, ma questo invece come è fatto? Allora, Spiegacelo diciamo un com'è il attimo. riso. Dai. Il riso è bollito nel latte, poi le dosi le troverete o su Sicilia Play che lei non Oppure c'è alla fine. ed è più gradevole guardare perché lei non c'è, o alla fine poi nella trasmissione spunterà la ricetta. Comunque Ok. è un riso cotto nel latte, Sì. totalmente nel latte, con le bucce di arancia Ok. che poi andrete a levare Va e lo bene. zucchero e poi il Quindi condimento. diciamo che si insaporisce anche di arancia. bravo. Bene. Quindi a che serve questa bacchettina? E ora ti faccio vedere, dobbiamo fare le crespelline, giusto? Ok, i catanesi non me ne vogliano, eh? Ma no, dai. Se non ci riesco, vi prego, non mi dite, non mi incontrate per dire, ah, volete fare questo, dammi un coltello. Ma non è cosa tua. No, va bene questo, va bene questo. Ah, no, è sporco questo. Ah, guarda come le fai, ecco a cosa serve la bacchettina, perché è un poco malleabile, diciamo, giusto? Non si può maneggiare. Certo, non lo potresti trattare neanche. Qualcuno sì. Ci siamo? Non lo so, Dai, secondo me ci siamo. non saranno uguali, però ci proviamo. Vediamo, la schiumarola. Beh sì, Senti, secondo me ci siamo, sai? ci siamo, invece. è la mia Secondo prima me- volta. secondo Non me è ne andata vogliano. bene. No, secondo Non me è me ne andata vogliano. bene. Adesso ti dirò l'assaggio, però. Aspetta, dobbiamo completarle. Non sono andate male. No, per niente A questo male, punto mi hai devo preso un dire. cucchiaio. Mettiamo il miele, E cosa il miele mettiamo? che è miele d'arancia che abbiamo un poco stemperato Microonde, al l'hai sì, perché fatto? era troppo duro. Ok. E direi che è riuscita, eh? Passiamo all'assaggio. Passiamo all'assaggio, questo allora. assaggiamo per ultimo, è il dolce giustamente. Certo, quindi il riso in Prendiamo tutti i piatti, modi. Prendiamo 3 piatti, a volte mi piacciono rotondi. Dai, va bene, ci sto. Ecco qua, assaggiamo. Prima passiamo dal risotto alla creola. Vuoi un cucchiaio Dammi per impiattare? Due, Due sì, cucchiai. due. Tieni. E facciamo così, guarda, ti prendo il riso, lo metto qua. Gamberone tu non ne vuoi, vero? No, lo voglio, dai, mi Ah, metti, lo metti vuoi? quello che lo guardo dall'inizio Ok. della puntata e lui guarda me. Ok. E cominciamo con questa E cominciamo. Allora, Dimmi.
con chi pratichi e ti dirò chi sei. Mamma mia. Ma il riso, non solo il gamberone, il riso dimmi pure. Ah, La patata prendi pure. Che ti dà quel non so che di che, perché la patata ha raccolto tutti i sapori. Lo senti? Com'è? credimi, è Io buonissimo. veramente, mi dovete che come fa non lo so, io glielo devo togliere. No, non glielo tolgo. Cioè, E andiamo avanti, che ma siamo prima in me lo Italia. metti, ma mettimene di meno allora, scusa. No, è per fare l'assaggio. Le verdure che sono quasi crude come le trovi? Sono croccanti, sono buonissime. Perfetto, lo levo. Passiamo al riso fritto indiano. Mi dai 2 cucchiai che qui c'è il sapore di questo? Riso fritto indiano. Ma che vi devo dire? Andiamo così. Ma che vi devo dire? Diamo una mescolata. A te. Non so se sarà un po' veramente piccante, però vedi tu. Ah, questo è quello che hai detto che è piccante. Potrebbe. Anche quello. Ti piace? Ci piace. C'è un basmati, una cosa così. Il pollo, lo senti? Pollo raffinato, piccante, ma Al giusto, punto non giusto. troppo. E adesso non ha finito. Dai, così siamo noi, dobbiamo aspettare i suoi comodi. Ma non si capisce che siamo qui per lavorare, ma lei pensa che deve solo mangiare. Ma senti, ma tu dovresti invece spiegare le ricette. Di nuovo, l'ho già Certo. spiegato. E poi alla fine, Sicilia Play, a fine puntata c'è tutta la scavolaria, la scadilaria, Ah. la schida dalia, la scada dalia, la Didascalia. didascalia. Perfetto, gliele tolgo. E a questo punto non ci resta che andare Guarda, mi all'assaggio complimento, veramente. della crespella. Qui mi devi essere sincera, mi devi essere sincera. Giuro sincerissima. Dai, questo assaggio pure io. Quale prendo? Questa? Oh, è buona. Veramente sì. buono. È Arrivederci. proprio lei. Dammi una mano così. È proprio lei, devo dire, eh? La Ho fatto le crespella- crespelle di riso, sono felice, signori di proprio lei, Catania, devo signori di dire. Palermo, ho fatto le crespelle di riso. È stato sono bravo, è contento. palermitano, ma è stato bravo, ragazzi. Pazienza, teniamocelo così. Il riso fa buon sangue. Il biryani, riso fritto indiano. 300 g di riso basmati, 2 petti di pollo meglio una coscia disossata, uno spicchio d'aglio, una cipolla, un cucchiaino di curcuma, un cucchiaino di zenzero, un cucchiaino di cumino, 2 uova, olio extravergine d'oliva quanto basta, sale e pepe quanto basta. Le crespelle di riso, 300 g di riso arborio, 600 ml di acqua, 150 di farina, 70 di zucchero, 8 g di lievito per dolci, cannella quanto basta, 100 g di miele, un'arancia e la sua buccia. Riso integrale alla creola, 300 g di riso integrale, 8 gamberoni grossi, un peperone, 2 patate, sedano, carote, cipolla, alloro e aglio quanto basta, 1,5 litri di fumetto di pesce.